Ok, siamo qua oggi, un giorno di festa, celebrazione. Tu che sei a casa oggi possa vivere anche questa grande esperienza di gioia che Dio ci insegna. La Chiesa oggi sta arrivando a 25 anni, ok? Já não é quella bambina, já não é quella adolescente, è una giovane già che sta crescendo e è bello. Oggi noi vogliamo celebrare, oggi sarà un culto molto diverso, ma è un culto di celebrazione al nostro Dio. Abbiamo dei fratelli oggi di Belluno, di Padova, di Conegliano, di Treviso, e oggi se tu vedi una faccia tu pensa, ma non sapevo, è della stessa chiesa, ok? I nostri fratelli oggi saranno ci arricchendo oggi spiritualmente, inizia con Conegliano e Belluno, con la lode, dopo avremo una pausa non di musica, di adorazione, ma per celebrare dopo con Padova e Treviso assieme, e è questo che è la nostra gioia. Io vorrei leggere due testi adesso. Possiamo, Giosuè, capitolo 4. Ho lasciato lì nella proiezione, già puoi inserire lì Giosuè capitolo 4, o versetto 23 che dice così: Infatti o Signore il vostro Dio ha prosciugato le acque del Giordano davanti a voi, finché foste passati, come il Signore il vostro Dio fece al Mar Rosso, che Ele prosciugò finché fossimo passati, perché tutti i popoli della terra riconoscono che la mano del Signore è potente e voi temiate in ogni tempo il Signore vostro. Questo testo qua è quando il popolo di Israele stava conquistando una terra e la gente, le nazioni stavano dicendo c'è un Dio in mezzo a questo popolo. E la nostra Chiesa oggi sta celebrando questa grande festa, questa gioia, e che gli altri possano dire c'è un Dio in mezzo a noi, c'è un Dio con noi. E è questo Dio che noi oggi vogliamo celebrare e riconoscere, perché 24 anni di una storia, 25 anni di una storia, non è un caso, non è un'azione umana, c'è un Dio in mezzo a noi. E è questo Dio che noi vogliamo celebrare oggi e vivere questa esperienza. L'altro testo sta in Salmo 126, próximo. Allora spuntarono sorriso sulle nostre labbra e canti di gioia sulle nostre lingue. Allora si diceva tra le nazioni, il Signore ha fatto cose grandi per loro, il Signore ha fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia. Perciò questo culto oggi è per gioire, per ringraziare e per sapere che il Signore fece cose grandi per noi. Dopo noi staremo parlando veloce su un po' della storia di questa Chiesa. O Signore sta facendo le cose grandi. E perciò che noi vogliamo celebrare e vivere questo culto in modo molto speciale. O Signore è in mezzo a voi, è in mezzo a noi e sta facendo le cose grandi. Preghiamo e possiamo gioire con il nostro Dio in questo momento. Chiudi i tuoi occhi e possiamo vivere questo momento di preghiera e di esperienza con il Signore. Nostro Padre, grazie per questo momento, per questo culto. Vogliamo gioire e celebrare il tuo nome, perché tu stai facendo le cose grandi. E questa celebrazione è per te. Grazie, Padre, che possiamo vivere questo culto con te e usa le nostre storie, le nostre vite qua. Che il tuo nome sia glorificato, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Possiamo stare in piedi, possiamo cantare con gioia, possiamo celebrare e vivere questo culto in modo molto intenso, perché il Signore è in mezzo a noi e la gioia c'è. Amen, Chiesa? Amen. 3, 2, 1... Amen. Lodiamo il nostro Signore con gioia perché Lui ha fatto grandi cose per noi e stamattina noi vogliamo vedere la gloria del Signore. Lui è qua presente nei nostri cuori e in questo giorno speciale che festeggeremo i 25 anni della Chiesa Battista Agape e che noi possiamo essere un solo corpo, indipendentemente dalla nazione che veniamo, dal luogo che proveniamo, noi siamo uno in Cristo. Amen. Cantiamo. Alziamo le nostre mani. Che possiamo dichiarare che vediamo la gloria del Signore. Vedo la gloria del Signore oggi qui. La sua mano e il suo potere su me. I cieli aperti oggi contemplerò. La sua gloria oggi qui scenderà. Vedo la gloria
aperti oggi contemplerò la sua gloria, oggi qui scenderà. Voglio vedere adesso il suo potere, la sua gloria, la mia vita inondare. Alzo le mani e lo riceverò, loderò il suo nome, perché sento il suo potere su me. È questa la gioia del Signore nei nostri cuori e noi possiamo gioire. Vedo la gloria del Signore oggi qui, la sua mano e il suo potere su me. I cieli aperti oggi contemplerò, la sua gloria oggi qui scenderà. Vedo la gloria del Signore oggi qui, la sua mano e il suo potere su me. I cieli aperti oggi contemplerò, la sua gloria oggi qui scenderà. Voglio vedere adesso il suo potere, la sua gloria, la mia vita inondare. Alzo le mani e lo riceverò, loderò il suo nome, perché sento il suo potere su me. Voglio vedere adesso il suo potere, la sua gloria, la mia vita inondare. Alzo le mani e lo riceverò, loderò il suo nome, perché sento il suo potere su me. Voglio vedere adesso il suo potere, la sua gloria, la mia vita inondare. Alzo le mani e lo riceverò, loderò il suo Solo la Chiesa. loderò il suo nome, loderò il suo nome, perché sento il suo potere su me. Amen. Battiamo le nostre mani al nostro Signore. Che gioia essere qua nella sua presenza. Vorrei leggervi 1 Corinzi 12, dal 18 al 21, che dice: ma ora Dio ha collocato ciascun membro nel corpo come ha voluto. Se tutte le membra fossero un unico membro, dove sarebbe il corpo? Invece ci sono molte membra, ma c'è un unico corpo. L'occhio non può dire alla mano: io non ho bisogno di te, né il capo può dire ai piedi: non ho bisogno di voi. E così anche noi questa mattina dobbiamo dire al Signore: noi abbiamo bisogno di te, perché fin qua tu ci hai sostenuto, fin qua tu ci hai dato la grazia. E la prossima canzone che noi canteremo fa parte di questa chiesa, l'avete sicuramente sentita tantissime volte, e dice proprio che l'amore del Signore è manifesto, la sua grazia preziosa è presente. Amen. Che cantiamo con gioia questa canzone. Diamo le nostre mani.
la tua parola. Il mio desiderio è conoscerti ancora di più. Insegnami ad amarti, vedere il tuo volto. Insegnami ad onorarti, avere fiducia in te. Signore, io amo stare alla tua presenza. E tutto ciò che è nel mio cuore adora soltanto a te. Più grande, più alto delle montagne, è puro e profondo il tuo amore. Senza di te non potrei mai vivere. Ho bisogno di te, vorrei vivere nel tuo grande amore. Amen. Prezioso è l'amore del Signore, grande è il suo nome. In 25 anni di vita della Chiesa Battista Agape, noi dobbiamo solamente ringraziare il Signore perché abbiamo passato momenti di gioia e anche momenti di difficoltà. Nelle tribolazioni e anche nei momenti di allegria il Signore è stato presente per ognuno di noi. Che gioia è per me e per ognuno di noi essere presente qua e manifestare l'amore del Signore ai nostri fratelli, ai nostri vicini, e dobbiamo continuare a manifestare, essere una chiesa, un solo corpo, perché il Signore ci chiama, Lui ci ordina di essere solamente un corpo, perché un membro non può vivere senza un altro. Amen. E lo Spirito del Signore è su di noi e Lui ci ha unto per recare la buona novella a coloro che sono persi fuori, a coloro che hanno bisogno di vedere l'amore del Signore. È solamente tramite la Chiesa, fratelli. Non c'è nessun altro che può fare il lavoro che ognuno di noi deve fare. È andare e fare discepoli. Amen. Noi siamo qui su questa terra per questo scopo. Non c'è nessun altro motivo, solamente per dimostrare l'amore del Signore e per essere luce per coloro che hanno bisogno del Padre. Amen. Signore su di me, perché il Signore mi ha unto per recare la buona notizia agli umili, i cuori degli abbattuti guarire. Lo Spirito del Signore è su di me, perché il Signore mi ha unto per recare la libertà a tutti gli schiavi.
Signore mi ha unto per recare la buona notizia agli umili, cuori degli abbattuti guarire. Lo Spirito del Signore è su di me, perché il Signore mi ha unto per recare la libertà a tutti gli schiavi. La libertà! La libertà in Cristo proclamare, per rendere liberi i prigionieri, proclamare l'anno di grazia del Signore, fuori degli afflitti consolare, e finire con il pianto e col dolore. Piantiamo anziché cenere, olio d'allegria, il mantello della lode sul dolore. Piantiamo anziché cenere, olio d'allegria, il mantello della lode sul dolore. Lode sul dolore, lode sul dolore, lode sul Amém. Potete accomodarvi. Ci sono cavi, tutto. Il nostro palco è piccolo. Alleluia. Quanto è bello lodare il nostro Dio. Lode sul dolore. Stiamo qua per questo oggi adorare il nostro Dio. Ma oggi noi vogliamo ricordare questo anniversario della Chiesa. Una cosa che io sempre vorrei, che io volevo tanto, è ricordare delle persone che hanno fatto parte di questa storia. Non soltanto cantando, suonando qua, ma c'è un pastore che è stato per noi il pastore che ha creato questa chiesa, nostro Dio ha usato questa vita. Come si chiama questo pastore? Manuel Florencio. E lui ci lascia un messaggio. Gabriel, è pronto lì? Riccardo, con suono anche? Il pastore Manuel ha inviato questa sera, questa notte scorsa, un video per ringraziare questa chiesa, ok? Possiamo ricordare di questo uomo che 25 anni fa ha avuto il coraggio con la sua moglie, la sua famiglia di iniziare questa chiesa. Ciao l'audio. In cui celebrate il 25° anniversario come Chiesa costituita. Quindi lodo al Signore insieme a voi per tutte le benedizioni che avete avuto in questi anni. Sono anche felice di essere parte della storia di questa Chiesa. Mentre pensavo a questo video mi sono ricordato di alcuni momenti speciali che abbiamo vissuto insieme, però condivido con voi due principali. Uno è nella sera del mese di marzo in cui 19 membri ci siamo costituiti ufficialmente come Chiesa Battista. Abbiamo firmato insieme un patto basato su una visione comune di Chiesa, una sera veramente indimenticabile. Poi l'altra occasione è stata nel mese di maggio in cui abbiamo celebrato un culto di ringraziamento a Dio per la costituzione di questa Chiesa insieme al direttore esecutivo della Giunta di Missione Mondiale della Convenzione Battista Brasiliana che ci aveva inviato giustamente per fondare 9 chiese a partire dai brasiliani, ma per raggiungere soprattutto gli italiani e tutte le altre nazioni che il Signore avesse portato a fare parte di questa comunità. Oggi siete cresciuti, avete fondato diverse altre chiese, l'Evangelo ha prosperato e continua a prosperare attraverso di voi.
Lodo a Dio per la vita del pastore Caio e di Astrid, a chi abbiamo consegnato la guida di questa chiesa tanti anni fa, per la loro perseveranza e costanza in mezzo a tante lotte e difficoltà a lungo degli anni. Vi lascio quindi con questa raccomandazione dell'Apostolo Paolo. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Vi lascio quindi il mio abbraccio e di Rachele, che non ha potuto partecipare a questo video perché si trova in un'altra città, e vi lasciamo quindi un fortissimo abbraccio con tutto il nostro amore, con tutto il cuore. E che il Signore continui a benedirvi per la sua gloria. Amen. Amém. Pastor Manuel ci sta collegato con noi adesso in Brasile. Grazie, Pastor Manuel, Raquel. E quando staremo celebrando 50 anni, deve essere qua con noi, ok? Con questa stessa disposizione. Amém? Ok, cari. Gabriel, ci sono 2 o 3 slide ancora che vorrei far vedere alla Chiesa. Avanti. Ok. Chi eravamo noi, chi siamo noi? Tante volte noi pensiamo, guardiamo a noi stessi e facciamo tanti perché, ma non possiamo dimenticare di un passato e collegare questo passato a un presente. O quanto Dio ha fatto di meraviglie. Quanti eravamo? Oggi stiamo con circa di membri. Quante chiese c'era? Una. Questa chiesa ha iniziato altre 5 chiese. In questo periodo abbiamo celebrato 245 battesimi. Come membri di chiesa, in quel periodo, erano soltanto 4 comuni. Oggi i nostri membri di chiesa sono in 55 comuni, sparsi non solo nel Veneto, anche nelle altre regioni. Eravamo in 2 etnie quando abbiamo iniziato questa chiesa. Oggi siamo, come membri di chiesa, 19 etnie. Noi eravamo una associazione. Oggi nós siamo um ente eclesiástico, uma chiesa. Tante cose. Eu estava escrevendo ali altre cose, ma pensava, mi fermo qua, per ricordare quante belle cose il Signore sta facendo con noi. E questa è una celebrazione di gioia. E la chiesa non può fermarsi. Oggi è una celebrazione, domani è l'altra, ma dobbiamo proseguire una opera che Dio ci sta chiamando. Tante volte noi vediamo i numeri, no? Ma pastori, sono i numeri. La Chiesa inizia con un gruppo piccolo di discepoli, dopo nella prima predica 3.000, dopo 5.000 persone sono aggiunte. Numeri è una dimostrazione di realtà. Tante volte, ma numeri per me non sono importanti. Tu preferisci un stipendio di 200 euro o un stipendio di 2.000 euro? Numeri sono importanti sì, perché dimostrano una realtà. E perciò quando noi vediamo i numeri è una realtà che sta ai nostri occhi. È questo che vogliamo celebrare. C'è un testo biblico anche ho lasciato qua con voi. Avanti. Quanto all'amore fraterno, non avete bisogno che io ve ne scriva, poiché voi stessi avete imparato da Dio ad amarvi gli uni agli altri. E veramente lo fate verso tutti i fratelli che sono nell'intera Macedonia, ma vi esortiamo, fratelli, ad abbondare in questo sempre di più e a cercare di vivere in pace. Questa chiesa soltanto crescerà se avrà un grande amore. Non sono gli eventi, non è una struttura amministrativa, questo aiuta, ma la chiesa crescerà quando c'è questo amore uno con gli altri. E questo amore di Dio possa inondare ogni cuore. E la gente di fuori dirà, ma c'è qualcosa di speciale in quella chiesa. Loro si amano. Una diversità grande, una difficoltà grande che esiste, ma loro si amano. E è questo amore di Dio che farà vedere alla gente che c'è Gesù, che è il nostro Signore, il nostro Salvatore. Amém, chiesa? Nós estaremo adesso pregando per questa chiesa. E nós estaremo in questo momento pregando per una storia di questa chiesa. Così eu stavo pensando di che tu possa stare vicino, uno di Padova, con uno di Belluno, con uno di Conegliano, con l'altro di Treviso, ma è impossibile. Ma che tu possa fare un sguardo e dire, io non ti conosco, da dove tu sei? C'è una storia bella in questa chiesa. 2 fratelli sono andati a lavorare al sud d'Italia. E loro non si conoscevano. E durante il lavoro, loro sono andati a pranzare assieme,
si siede al tavolo, piacere, hanno dato il suo nome, piacere, anche io mi chiamo questo. E mentre, da dove tu vieni? Da Treviso. Anch'io sono da Treviso. È vero. E continuare a parlare, e uno ha detto, mi sembra che lui è un credente, è un cristiano. E tu frequenti una chiesa? Sì, io frequento la chiesa battista. E lui guarda, anch'io frequento la chiesa battista. Tutti e due erano membri di questa chiesa, sono membri di questa chiesa e si sono conosciuti al sud Italia lavorando. Quando a chiesa è grande succede queste situazioni. Oggi tu hai fratelli qua che tu non conosci, ma sono fratelli della stessa chiesa. Facciamo questo momento di preghiera? Preghiamo per questa chiesa e ringraziamo. Quello che possa inginocchiarsi, si inginocchia, perché la gratitudine e umiliarsi davanti a Dio è una ricchezza per noi. Se tu non puoi inginocchiarti, non c'è nessun problema. Ma noi staremo adesso inginocchiati, ringraziando a Dio, e pregando per il nostro Dio. Nostro Padre, siamo qua questa mattina, siamo inginocchiati per dirti, siamo umiliati davanti alla tua grazia e il tuo amore. E in questo modo, Padre, stiamo dicendo, usa la nostra vita all'opera tua. Come abbiamo sentito in questo testo, con lavoro, con la fatica e non sarà in vano. Grazie, oh Padre, per la tua potenza, la tua grandezza, la tua gloria che si manifesta in mezzo a noi. Sono stati 25 anni, oh Padre. Abbiamo pianto, abbiamo fatto di sorriso, abbiamo vissuto un momento con tanto entusiasmo, abbiamo fatto in dei momenti con tanta tristezza, ma abbiamo celebrato il tuo nome. E abbiamo visto oggi, oh Padre, con i propri occhi, le cose grandi che tu fai. Siamo in questo momento, oh Padre, qua, dicendo, dipendiamo da te, oh Padre, perché non vogliamo fermarsi. E vogliamo, Padre, proclamare ancora di più la tua parola, proclamare ancora di più il tuo vero messaggio, vivere ancora di modo intenso, oh Padre, la integrità della tua parola e una vita santa consacrata a te. Usa la tua chiesa, Padre. Usa in potenza e gloria la tua chiesa. Protegge il tuo popolo, Padre. E usa la tua chiesa in modo che questa chiesa possa invadere, oh Padre, tanti luoghi per manifestare che tu sei l'unico e vero Dio, che Gesù è il Signore. Grazie, oh Padre, che quanto è bello celebrare assieme, ma sappiamo, Padre, che domani sarà una nuova storia. Ma quando siamo con te, questa storia sarà tua. E quando ela storia tua, Padre, nós saremo vitoriosi. Grazie perché questa chiesa, Padre, in mezzo alle battaglie, è vittoriosa, perché è perseverante, perché è costante, perché è salda nella tua parola e nel tuo amore. Continua a benedire la tua chiesa. E grazie, oh Padre, pela storia di ogni persona che hanno fatto dei miracoli qua. Grazie, perché tu sei il Dio che usa le nostre vite per manifestare le cose stupende e grandi. Questo momento è tuo, la chiesa è tua, alla gloria tua, Padre. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém. Mentre tu ti alzi, puoi dare un abbraccio nelle persone, puoi uscire dal tuo posto e dire che Dio ti benedica, che stiamo assieme. Nuovo gruppo può venire davanti qua. E è bello stare assieme in questo momento di lode ao nostro Dio. Adesso è il gruppo di Padova e Treviso che noi staremo vivendo e celebrando. Ok. Chi già ha salutato 40 persone após sedersi, ok? Potete accomodarvi. Ok. Questa mattina, ok, chiesa, bello. Só um momento qua. Questa mattina è con noi la nostra chiesa che noi stiamo ospitando qua già da quasi un anno. Sono i nostri fratelli, la chiesa evangelica cinese. Cari fratelli, potete alzare le vostre mani? Dove siete i nostri fratelli cinesi qua? Alleluia! Grazie della vostra presenza.
Ci hanno portato dei regali qua. Allora non leggola. Grazie, preziosi, ok? Anche pastore Giovanni Rocha, dove sei pastore? Può alzare in piedi? Sì. Pastore João Rocha, fa parte della Chiesa, Progetto Vita, è con noi. Grazie della sua presenza, pastore. C'è un altro pastore presente qua? No? Ok. Continuiamo a lodare? Siete pronti? È un attimo ancora, un minuto? 10 secondi, ok, non c'è 1, 2, 3, non c'è Emerson, perciò non farò 1, 2, 3 qua. Ok, cari, preparatevi. Se tu non conosci questi fratelli, sono di Padova, sono di Treviso, e è bello, Dio ci ha fatto tante cose in questo ultimo periodo della nostra comunità lì a Padova. E stiamo oggi assieme a celebrare il nostro Dio, ok? Ok, adesso è con voi. Amém. Alziamoci in piedi e continuiamo a lodare questo Dio che è meraviglioso, perché fin qui ci ha aiutato il Signore, amen? E noi abbiamo cantato che grandi cose ha fatto il Signore e noi siamo nella gioia. E noi qui diciamo: è tuo, Signore. La tua Chiesa è tua. E tutto ciò che è successo fino ad oggi, per la gloria del Signore. Amen? Amen. Perché da Lui, per Lui, sono state tutte le cose, sono fatte le cose. E noi rendiamo lode a te, Signore, perché tu ci hai permesso che noi potessimo arrivare fin qui. E noi siamo nella gioia questo giorno, perché abbiamo testimonianze di tante cose, perché abbiamo passato tante cose. Il Signore ci ha sostenuto e le sue misericordie si sono rinnovate in tanto ogni giorno nelle nostre vite fin qui. Amen? E noi dichiariamo questa mattina: per te, Signore, tutto ciò è per te.
sui giudizi e le sue vie. A lui la gloria, a lui la gloria, a lui la gloria, per sempre amen. Solo a lui,
grande tu sei, Signor Dio grande. grande tu sei, l'anima mia, Signore, canta a te, grande tu sei, grande tu sei. Cantiamo insieme. Oh mio Signore, se guardo il cielo e stelle, se penso al mondo di opera dei tuoi mani, se odio il tuo, la voce tua possente, il tuo potere mi porta a meditare. Cantiamo. L'anima mia, Signore, canta a te, grande tu sei, grande tu sei, l'anima mia, Signore, canta a te, grande tu sei, grande
Alleluia, potete accomodarvi. Tra poco questa gente comincia a ballare qua, no? Ok, cari, grazie per questo privilegio. È meraviglioso stare qua assieme, vivendo questa esperienza con il nostro grande Dio. Alleluia! No tempo di Fúrio si cantava Alma minha, canta te. O italiano veio alma. Em português anche si dice alma, ok? Anima mia, alma mia. Pastor Pascoal, che privilegio stare qua oggi con te. No, lui con noi con lui, non lo so, ok? Mas è un grande privilegio. Pastor Pascoal, ci conosciamo da quasi 40 anni, no? Quasi 40 anni. Lui è stato presidente della Convenzione Battista Brasiliana per 6 anni. 6 anos? 6 anni. È uscito adesso, questo è l'ultimo anno. E la sua chiesa in Brasília è una delle più grandi chiese. Oggi attualmente ha 25.000 membri, ok? Quasi la metà di Treviso. E suo figlio oggi è il pastore di questa chiesa. Lui ha fatto una transizione molto preziosa, dove suo figlio oggi è il pastor Michel Piradini. Eu penso che una parte già della chiesa ho conosciuto lui a Portogallo 2 anni fa, un anno fa. E è molto bello, una bellissima chiesa. E oggi è con noi qua. E il nostro caro fratello qua, Samuel, farà la traduzione. Pastor, la chiesa è con te qua, a igreja tua. Obrigado, Caio. Uau. Eu vou usar para apoiar aqui. Que privilégio estar aqui, viu? Muito obrigado aí pelo convite, Caio, da gente poder participar dessa festa com vocês aqui. È un privilegio essere qui oggi. Ringrazio Pastor Caio per questo invito, poter partecipare così a questa festa insieme. E eu quero pedir perdão para você, porque apesar de ser cidadão italiano, não falo uma palavra em italiano. E vi voglio chiedere perdono perché nonostante io sia un cittadino italiano non parlo una parola di italiano. Mas descobri uma coisa boa, entendi pelo menos 80% de tudo que foi falado aqui. Ma ho scoperto qualcosa di bello, ho capito circa l'80% di tutto quello che ho sentito oggi. Eu acho que se eu me aplicar, vou aprender. Mi sa che se mi applico posso capirlo. É interessante porque estava assistindo parte desse culto, participando desse culto e pensando na sabedoria de Deus. È interessante perché stavo partecipando, ascoltando questo culto e ho pensato alla saggezza di Dio. E porque o texto que Deus colocou no meu coração, eu não entendi inicialmente por que seria esse. Perché il testo che all'inizio Dio ha messo nel mio cuore non ho ben capito perché proprio questo. Mas à medida que eu fui participando desse culto, eu percebi que a cena que Deus colocou no meu coração para a gente meditar tem tudo a ver com a história de vocês. Però via via partecipando a questo culto ho capito che il testo che il Signore mi ha dato c'entra perfettamente con tutto quello che avete vissuto. E vocês vão perceber isso à medida que a gente for estudando esse texto, porque tem a ver com a história da maioria de vocês aqui. E percepirete questo via via che andremo leggendo il testo perché c'entra con la storia di molti di voi. E vamos começar então lendo partes desse trecho, porque são vários capítulos da Bíblia que estão em foco. E quindi iniziamo leggendo pezzi di questo testo perché sono diversi capitoli che raccontano di questa storia. Vamos começar com Atos capítulo 9, versículo 31. Iniziamo con Atti capitolo 9, versetto 31. Onde a palavra do Senhor diz assim, se você encontrou, se puder me ajudar. Dove la parola del Signore dice: Così la Chiesa, per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria, aveva pace ed era edificata, e, camminando nel timore del Signore, nella consolazione dello Spirito Santo, cresceva costantemente di numero. É interessante porque esse texto é o final de um grande trecho das Escrituras, que vai desde Atos capítulo 6 até capítulo 9. Ed è interessante perché questo testo rappresenta il finale di un lungo pezzo delle Scritture che va da Atti capitolo 6 ad Atti capitolo 9. Lucas ele tinha o costume de fazer esses fechos para mostrar etapas da história da igreja. E Luca aveva questa abitudine di fare questi approfondimenti per mostrare tappe della storia della Chiesa. Nesse momento a igreja tinha crescido. In questo momento la Chiesa era cresciuta.
e parecia pujante, crescente, ninguém poderia detê-la, as coisas estavam acontecendo muito rápido. E sembrava davvero inarrestabile, che nessuno si potesse opporre, che tutto stesse succedendo così velocemente. Mas, de repente, o inimigo começou a atacá-la de muitas maneiras diferentes. Ma di punto in bianco il nemico ha cominciato ad attaccarla in molti modi diversi. E os capítulos 6 até o capítulo 9 vão falar desses ataques de Satanás na vida dessa igreja maravilhosa que estava crescendo. E in Atti dal capitolo 6 al capitolo 9 parlerà di questi attacchi che la Chiesa primitiva stava ricevendo in quel periodo. Começa, na verdade, no capítulo 5, quando começa a haver um problema com as ofertas. In verità inizia dal capitolo 5, quando ha cominciato ad esserci un problema con le decime e le offerte. Você pode lembrar da história, né? De Safira, de Ananias, e eles entregam ali a oferta, mas não é todo o coração que está naquela oferta. E magari alcuni di voi l'hanno già letta, la storia di Anania, di Safira, e di come nella loro offerta non hanno donato tutto il loro cuore, ma si sono tenuti una parte. E nesse sentimento do coração dividido, de que parece que é pesado servir a Deus com o seu dinheiro, começa uma semente de Satanás. E con questo spirito di questo cuore abbattuto, appesantito, dove sembra che donare al Signore sia troppo, che inizia questo sentimento ricorrente lungo la storia di questi capitoli. E é interessante que toda vez que a igreja começa a crescer, esse mesmo sentimento volta porque Satanás usa a mesma estratégia. Ed è interessante perché ogni volta che la Chiesa vuole crescere, questo sentimento ritorna perché Satana utilizza sempre le stesse strategie. Porque aqueles que plantam a igreja, começam a igreja, eles não dão apenas o dízimo, eles dão o seu tempo, o seu dinheiro, as ofertas, o seu trabalho. Eles querem ver a obra crescer, mas parece que quando ela se estabelece, as coisas se acomodam. E perché le persone quando piantano, quando seminano nuove chiese non danno semplicemente i propri soldi, ma danno il loro tempo, le loro energie, danno tutto se stesso perché vogliono vedere quella realtà crescere e continuare ancora, finché poi si smette questo periodo di crescita e le cose si appiattiscono. No capítulo 6 surge outro problema. Eles resolvem esse problema pelo temor do Senhor, a obra de Deus continua, mas no capítulo 6 surge um outro problema. E nel capitolo 6 sorge un altro problema. Prima lo risolvono con il timore del Signore, ma poi nel capitolo 6 di nuovo un altro problema. Ali as etnias começam a perceber as suas diferenças. Lì le etnie cominciano a percepire le loro differenze. E todos são diferentes. Aqui hoje, por exemplo, nós temos chineses. E siamo tutti diversi. Oggi qua, per esempio, abbiamo cinesi. O pastor me falou que são 19 nações diferentes que compõem essa igreja. Pastor Caio prima ha detto che abbiamo 19 nazioni che compongono questa Então, chiesa. com os chineses, são 20 aqui hoje. Então, com os chineses que estão aqui, são 20 nações. Oggi con i nostri fratelli cinesi siamo arrivati a 20 nazioni. Então, eu posso imaginar que olha assim, essa música agora, eles trocaram, colocaram um samba no final. Que negócio é esse? Não é bem assim, né? Agora... Não gosto disso. O outro pode olhar e dizer, poxa vida, aquele outro lugar de culto é preto, não sei se é tão bom, ou tão bom é o preto. E magari può succedere che qualche fratello guardi e dica non so, nella lode l'ultima canzone hanno mescolato un po' di samba, a me non è piaciuto. Oppure un altro fratello dire no, ma il logo di culto, io a casa mia ce l'ho più nero, più scuro, non so se così va bene. Então, no capítulo 6, a gente vai encontrar o problema dos gregos e dos judeus, todos judeus, porém de etnias diferentes. E nel capitolo 6 troveremo un problema fra ellenisti ed ebrei, tutti giudei però di etnie diverse. Mas todos os problemas que surgem no capítulo 5, no capítulo 6, depois no capítulo 7, 8 e 9, eles têm um propósito de Satanás. Ma tutti i problemi che sorgono nel capitolo 5, 6, poi 7, 8, 9 hanno tutti un proposito. O propósito é tirar o foco da missão. E il proposito di Satana è togliere la concentrazione dalla missione. Por quê? Porque quando a gente tira o foco da missão, as outras coisas que são secundárias se tornam importantes demais. Perché? Perché quando noi togliamo la nostra concentrazione, il nostro fuoco dalla missione,
tutti i problemi secondari ci sembrano importanti. E aí a gente gasta todo o nosso tempo apagando incêndios ao invés de avançando na obra. E così passiamo e sprechiamo tutto il nostro tempo a spegnere incendi al posto di far avanzare l'opera. E essa é a estratégia de Satanás. E questa è la strategia di Satana. Mas há uma beleza nesse texto, porque no capítulo 5, no capítulo 6, eles continuam fazendo a obra do Senhor, pregando o Evangelho, e não se distraíram com o propósito de Satanás de tirar da rota da missão. Ed è molto bello in questo testo, come nel capitolo 5 e nel capitolo 6, loro comunque hanno continuato concentrandosi sulla missione, concentrandosi sull'opera e non si sono lasciati abbattere da queste insidie fatte da Satana. E então Satanás aumenta o grau da dificuldade. E allora Satana aumenta la difficoltà. E então a gente vai encontrar o capítulo 7 e o capítulo 8. E nesse capítulo 7 e 8 vem perseguição. E poi troveremo nel capitolo 7 e nel capitolo 8 dove arriva la persecuzione. Muitos que estão aqui não vieram por causa de perseguição. Louvado seja Deus. Molti che sono qui oggi non hanno vissuto la persecuzione. Gloria a Dio per questo. Talvez entre os chineses que estão aqui, muitos estejam aqui por causa da perseguição. Forse alcuni dei nostri fratelli della comunità cinese sono qui oggi per via della persecuzione. Eu não sei. Non lo so. Mas uma coisa eu sei, o inimigo usa vários níveis de perseguição. Ma una cosa so, che il nemico utilizza diversi livelli di persecuzione. Talvez a perseguição seja expulsá-los desse país. Magari la persecuzione è cacciarli da questo paese. Ou da Europa. O dall'Europa. Ou qualquer outra questão com relação à proclamação da fé como uma agressão ao outro. Oppure qualche questione riguardo alla proclamazione di fede che diventa un'aggressione verso l'altro. Mas o interessante é que mesmo quando eles tiveram que ser expulsos e foram para outros lugares, Ma è molto interessante perché anche quando sono stati espulsi, cacciati e sono dovuti andare da un'altra parte, Deus tinha planos e propósitos. Dio aveva piani e propositi. E eu acho interessante o capítulo 8, versículo 4, que eu vou pedir para você ler. E trovo 8:4. molto interessante in Atti capitolo 8, versetto 4, che adesso leggo. Allora quelli che erano dispersi se ne andarono di luogo in luogo, portando il lieto messaggio della parola. É interessante que mesmo na diáspora eles não perderam a visão da missão. Ed è molto interessante perché anche nella diaspora non hanno perso la visione della missione. E aqui é que eu vejo a beleza dessa igreja, com 20 nações. Ed è qui che vedo la bellezza di questa chiesa con 20 nazioni. Porque mesmo na diáspora não perderam a visão da missão. Perché anche nella diaspora non abbiamo perso la visione nella missione. Porque eu creio que Deus está lançando um sopro de avivamento na Europa. Perché io credo che Dio stia mandando un ravvivamento qui in Europa. E esse sopro de avivamento, ele vem através da diáspora. E questo spirito di ravvivamento arriva attraverso la diaspora. Porque são aqueles que estão chegando na Europa e que estão trazendo o reavivar da esperança e da fé em Cristo Jesus nessa Europa. Perché sono quelli che arrivano qua in Europa che stanno portando il ravvivare del lieto messaggio della parola. Então vocês são instrumentos maravilhosos de Deus para esse tempo, nesse lugar. E allora voi siete strumenti meravigliosi di Dio in questo luogo. E agora, quando chega o capítulo 9, nós vamos ter um outro problema. É o problema agora de um perseguidor que não apenas persegue no seu país, mas sai de lugar em lugar para persegui-los. E poi arrivando al capitolo 9 troviamo un altro problema, non appena un perseguitore, ma qualcuno che esce dal suo paese e va di luogo in luogo per poter perseguire i cristiani. E você sabe quem é? Saulo. E voi conoscete chi è? Saulo. E o tema do capítulo 9 é a conversão de Saulo. E il tema del capitolo 9 è la conversione di Saulo. E o que Lucas está tentando colocar nesse final desse trecho é dizer para a gente o que acontece quando uma igreja tem claro compromisso com a sua missão.
E quello che Luca sta cercando di mettere alla fine di questo testo è cosa succede quando la Chiesa ha un chiaro compromesso con la sua missione e con la sua opera. E hoje eu estou orando a Deus para que nós sejamos desafiados pelo Espírito Santo a buscarmos os resultados descritos aqui na palavra de Deus. E oggi io prego al Signore affinché siamo sfidati dallo Spirito Santo per raggiungere dei risultati. Que resultados são esses? E che risultati sono questi? Primeiro deles, Prima, a igreja perseguida alcança os perseguidores. la Chiesa perseguita tocca i perseguitati, i perseguitori. E é isso que Lucas queria ensinar para a gente. Ed è questo quello che Luca ci voleva insegnare. Saulo de Tarso, que era o grande perseguidor, ele está indo para um outro país para trazer preso aqueles que saíram de Jerusalém. Saulo di Tarso, il grande perseguitore, stava uscendo da un paese portando con sé dei prigionieri, dei cristiani che era riuscito a catturare. E quando a gente olha para isso, a gente, como igreja perseguida, diz: o que eu posso fazer? E quando guardiamo una cosa del genere come Chiesa perseguitata ci chiediamo, e io cosa posso fare? O que eu posso fazer contra a lei desse país? O que eu posso fazer contra a polícia desse país? O que eu posso fazer com a intenção maldosa de alguns? Cosa posso fare contro la legge di questo paese? Cosa posso fare contro la polizia di questo paese? Cosa posso fare davanti a queste difficoltà? E a grande tentação é a gente se esconder num cantinho e não cumprir o papel da nossa missão. E la grande tentazione è nasconderci in un angolo per non compiere quello che è il nostro compito. E então Deus começa a fazer algo extraordinário. E lì Dio comincia a fare qualcosa di straordinario. Você lembra da história da conversão de Saulo? Ti ricordi della storia di conversione di Quem Saulo? pregou o evangelho para ele? Chi è che gli ha predicato il Vangelo? Jesus Cristo. Gesù Cristo. Jesus apareceu a ele no caminho de Damasco. Gesù gli è apparso nel cammino di Damasco. E ele diz: quem é você? E Paolo gli chiede, chi sei tu? Eu sou Jesus a quem você persegue. Io sono Gesù, quello che tu perseguiti. E aí ele pede para chamar, e ele vai dizer: você vai ficar lá, que eu vou mandar alguém falar com você. Manda Ananias para pregar lá para ele. E poi gli chiede di rimanere in un luogo dicendogli, tu rimarrai là e aspetterai che qualcuno venga da te e ti dica quello che io ho da dirti. E poi gli manda Anania. E aí ele vai aprender a palavra com o homem de Deus. Porém, o que Deus estava querendo dizer é que em qualquer lugar, se a gente estiver focado na missão, Deus vai fazer coisas extraordinárias. E lì poi Paolo poté imparare attraverso un grande uomo di Dio. Quello che Dio ci vuole dire è che grandi cose succedono nel momento in cui noi continuiamo concentrati nella nostra missione. Há coisas que estão fora do nosso controle. Le cose sono fuori dal nostro controllo. Porém, o Deus Todo-Poderoso tem um controle de todas as coisas. Ma il Dio Onnipotente ha il controllo sovrano su tutte le cose. Então ele diz: pode focar na missão porque sou eu quem cuido de você. E allora lui ci dice, puoi concentrarti nella tua missione perché sono io che mi prendo cura di te. Então aquele homem que parecia ser o pavor dos cristãos, agora se torna um cristão. E allora quell'uomo che era il terrore di tutti i cristiani diventa un cristiano. Eu quero dizer que a mesma coisa está acontecendo hoje. Quello che voglio dire è che magari qualcosa sta succedendo oggi. Está acontecendo em vários lugares onde a perseguição é mais atroz. Sta succedendo in svariati luoghi, magari dove la persecuzione è ancora più atroce. O maior número de conversões que tem acontecido no mundo muçulmano. Il maggior numero delle conversioni sono quelle che sono successe nel mondo musulmano. Têm origem em visões de Jesus parecidas com de Paulo. Loro hanno origini e visioni di Gesù molto simili a quelle che aveva Paolo. Eu vou contar um caso só para você aqui. E vi voglio raccontare solo una breve storia. É um professor universitário muçulmano e a sua esposa viveram uma conversão extraordinária. Un professore universitario musulmano e la sua sposa hanno vissuto una conversione straordinaria. Alguém que não cria de jeito nenhum no evangelho e trabalhava contra o evangelho. Qualcuno che non credeva in modo alcuno nel Vangelo e lavorava attivamente contro il Vangelo. Mas o Senhor começou a trabalhar na vida da sua esposa. Ma il Signore ha cominciato a lavorare nella vita della sua sposa. E um dia de angústia, ela
lembrou do nome de Cristo. E in un momento di difficoltà lei si è ricordata del nome di Falou, Cristo. se o Senhor existe, me dá um sinal. E lei ha chiesto, Signore, se tu esisti, dammi un segnale. E então ela no dia seguinte viu na sua pele aparecer a marca de uma cruz. E lì, il giorno dopo, lei ha visto nella sua pelle apparire un marchio a forma di croce. E aí ela mostrou a marca para o seu marido e disse da sua experiência, e o marido disse, você está ficando louca, isso é só alergia. E allora lei ha mostrato il segno a forma di croce a suo marito, raccontandole dell'esperienza, ma suo marito l'ha semplicemente detto, stai diventando matta, questa è soltanto una forma di allergia. E ela disse, olha, Senhor, eu tenho essa marca, eu sinto que foi o Senhor que me respondeu, mas o meu marido não acredita, ele acha que é só uma alergia, eu preciso que o Senhor mostre para ele quem é que fez isso. E allora lei di nuovo è andata al Signore e ha detto, Signore, io ho questo marchio, questa macchia che io credo sia stato tu a mandarla, però mio marito non ci crede. Per favore, fagli capire, manda qualcosa per fargli capire che sei stato tu a mettermi questo marchio addosso e non è semplicemente un'allergia. E então apareceu uma outra marca na barriga dela. E allora lì è apparso un'altra macchia nella sua pancia. Só que agora estava escrito assim, eu sou Jesus. Solo che stavolta c'era scritto, io sono Gesù. E esse casal deu testemunho num acampamento de cristãos lá no Egito. Fotos eles mostraram. Um médico estava do lado para dizer o que estava acontecendo e disse, isso è milagre da graça de Deus. E questa coppia ha dato la sua testimonianza in un campeggio cristiano lì in Egitto dove hanno anche preso foto, dove anche un medico ha potuto guardare la situazione e ha potuto decretare questo è un miracolo di Gesù. O que eu quero dizer é o seguinte, não existem portas fechadas. Quello che voglio dire è il seguente, non esistono porte chiuse. Deus moveu você de onde estava para estar aqui, 19, 20 nações, porque Ele tem um plano para a vida de vocês aqui. Gesù ti ha spostato da dove eri qui, 19, 20 nazioni, perché Dio ha un piano per te. E a intenção do maligno é dizer, você não pode, você não consegue, porque é difícil demais, existem opositores, tem leis, tem tanta coisa. E l'intenzione del maligno è dirti, tu non ce la fai, tu non puoi fare una cosa del genere, perché ci sono tanti ostacoli, tante leggi e tu non riuscirai a fare niente. Mas aquele que está do nosso lado é muito maior do que aqueles que se opõem a nós. Ma quello che è al nostro fianco è molto più grande di quelli che si oppongono a noi. Por isso, a gente continua com o foco na missão. Ed è per questo che continuiamo a concentrarci nella nostra missione. Se você quer ver os milagres de Deus, não perca o foco da missão. E se tu vuoi vedere i miracoli di Dio, non perdere la concentrazione Porque eles nella missione. acontecem como sinais para comprovar que o Evangelho é o Evangelho. Perché loro succedono come segnali per comprovare che il Vangelo è Vangelo. Segunda efeito de você manter o foco do Evangelho. Il secondo effetto di mantenere la concentrazione nell'Evangelo Está no verso 31 que nós lemos. è nel versetto 31 che abbiamo letto. Você pode ler para mim a primeira parte até a paz? Leggendo la prima parte, così la Chiesa per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria aveva pace. Toda vez que o inimigo tenta destruir a paz na igreja e a igreja continua no foco da missão, paz volta para a igreja. Tutte le volte che il nemico cerca di distruggere la pace dentro le nostre chiese, ma la Chiesa continua imperterrita nel suo obiettivo, la pace ritorna. Você lembra que nós falamos do capítulo 5, do capítulo 6, do capítulo 7 foi a perseguição, mas eram problemas dentro da igreja. Vi ricordate quando abbiamo parlato del capitolo 5, del capitolo 6, del capitolo 7, la persecuzione, ma erano problemi all'interno della Chiesa. E quando eles disseram, nós vamos continuar fazendo o que Jesus mandou a gente fazer, paz veio sobre a igreja. Ma quando hanno deciso di continuare a fare quello che Gesù gli aveva loro comandato, la pace è ritornata su di loro. Porque o inimigo não quer que a gente continue focado no propósito de Deus. Perché il nemico non vuole che noi continuiamo concentrati sul nostro proposito di Dio. E então ele levanta um líder aqui para brigar com um líder ali. E allora lui alza un leader qui per litigare con un leader lì.
Aí uma organização da igreja, um departamento da igreja, um ministério da igreja, não sei como vocês chamam aqui, começa a criticar o outro ministério da igreja. E allora un dipartimento, un ministero, una sezione della Chiesa comincia a criticare un altro ministero, dipartimento della Chiesa. E às vezes, num país que precisa tanto do evangelho, a gente tem que aprender a trabalhar com os cristãos em unidade. E a volte quando ci ritroviamo in un paese che ha bisogno del Vangelo dobbiamo prima imparare a lavorare con i cristiani. E aí o inimigo não quer que os cristãos se unam. E então ele levanta críticas, aquele grupo não quero saber, aquele outro não quero saber, e não sabemos trabalhar juntos. Ma il nemico non vuole che noi collaboriamo insieme, allora comincia ad alzare delle persone che cominciano a criticare, quel gruppo non mi piace, quel gruppo non sta facendo bene, quell'altro gruppo non mi piace, perché il nemico non vuole che noi lavoriamo insieme e lì si va a perdere l'unione. Mas o que aprendemos no livro de Atos, que há 3 coisas importantes que a igreja tem que focar para cumprir a sua missão. Ma quello che impariamo nel libro di Atti è che ci sono 3 cose importanti sulla quale la Chiesa si deve concentrare per andare verso la propria Esse é o missione. foco absoluto. E questo è il punto assoluto. Primeira coisa é a palavra de Deus. La prima cosa è la parola di Dio. A palavra de Deus tem que permear a minha vida e a sua vida a ponto dos outros verem Jesus em nós. La parola di Dio deve trasudare dalla mia vita al punto che gli altri possono guardarmi e possono dire io sto vedendo Gesù. Não é apenas saber a palavra. Non è semplicemente sapere la parola, Não é apenas conhecer a doutrina. non è semplicemente conoscere dottrina, É encarnar a palavra. è incarnare la parola. A palavra passa a ser vida e nós somos a expressão dessa vida. La parola comincia ad essere vita e noi siamo l'espressione di questa vita. Segunda coisa que mantém o foco daquilo que Deus tem para nós é a oração. La seconda cosa che ci mantiene puntati verso la nostra missione è la preghiera. A oração não apenas como uma resposta da alma a Deus. La preghiera non solo come una risposta dell'anima a Dio. Eu lia um livro de um grande autor, batista inclusive, que ele dizia assim: não é que Deus vai responder às nossas orações, mas faz bem para a alma orar. Leggevo in un libro di un famoso scrittore battista che scriveva non è che Dio risponderà alle nostre preghiere, però fa bene all'anima. Não, eu oro porque eu tenho um encontro com Deus e Deus faz coisas maravilhosas. No, io prego perché ho un incontro personale con Dio e Dio farà cose meravigliose. E quando a igreja crê no poder da oração, os sinais de Deus acompanham. E quando una chiesa crede nella preghiera, i segnali di questa preghiera si vedono. Terceiro foco da igreja. Il terzo punto sul quale ci dobbiamo concentrare. Se você está vivendo a palavra, se você está cheio da presença de Deus, a boca fala do que o coração está cheio. Se tu sei ripieno della parola, se sei sempre in orazione, in preghiera con Dio, la bocca parla di quello di cui è ripieno il cuore. Então você vai pregar a palavra. E allora tu predicherai la parola. Não como alguém está defendendo uma tese Non come qualcuno che deve difendere una tesi e quer provar algo para alguém, e vuole provare qualcosa a qualcuno, mas como alguém que vive o poder de Deus e tem encontros com Deus e diz: eu quero te ensinar a como encontrar esse Deus Todo-Poderoso. ma come qualcuno che vive il potere di Dio e può dire, può manifestare: io voglio che tu incontri questo Dio onnipotente che possa fare prodigi nella tua vita. É tão gostoso isso, porque quando a gente vive essas coisas, a pregar o evangelho é tão mais fácil. È così piacevole questo perché quando viviamo questi punti, predicare il Vangelo diventa molto più facile. Eu vou contar um caso que tivemos lá no Rio de Janeiro. Vi racconto di un piccolo caso che abbiamo avuto in Rio de Janeiro. Nós temos um programa da igreja onde motivamos toda a igreja a fazer casa de paz. Abbiamo un programma all'interno della Chiesa in cui incoraggiamo tutta la Chiesa a fare case di pace. O que é casa de paz? E cosa sono le case di pace? Onde a gente conversa com pessoas que nós conhecemos e gostariam que nós orássemos por ela durante 6 semanas, pedindo que Deus manifestasse a sua graça na sua vida. È un'iniziativa in cui chiediamo ai conoscenti se accettassero di
accettare le nostre preghiere nel corso di 6 settimane in cui noi possiamo pregare affinché la grazia di Dio possa essere manifestata nella loro vita. A gente conversa com as pessoas e diz: você tem algum motivo de oração que você gostaria que a gente orasse? E allora noi parliamo con le persone, le chiediamo: c'è qualche motivo di preghiera per il quale ti piacerebbe che noi pregassimo? Então, durante 6 semanas, essa pessoa vai até a casa dessa outra pessoa com a sua família e faz pequeno estudo bíblico de 10 minutos e apresenta as razões por que nós estamos orando e pergunta os motivos de oração. E allora le persone nel corso di queste 6 settimane vanno a casa del diretto interessato, fanno un breve studio biblico e poi pregano insieme e chiedono a questa persona se c'è ancora qualche altro motivo per il quale la persona può pregare. E isso se repete 6 semanas. E questo si ripete per 6 settimane. E numa dessas casas o vizinho disse: eu quero que você ore. In una di queste case il vicino ha detto: io voglio che tu preghi. E perguntou: mas eu posso pedir qualquer coisa para Deus? E allora gli ha chiesto al credente: ma posso chiedere qualsiasi cosa a Dio? Falou: pode pedir qualquer coisa, nós vamos orar, nós vamos colocar diante de Deus. Puoi chiedere qualsiasi cosa, noi pregheremo, noi lo metteremo ai piedi di Dio. Pode ser uma coisa muito difícil? E lui ha chiesto: può essere qualcosa di molto difficile? Ele falou: pode, Deus é o Deus dos impossíveis, nós vamos orar. Ele que é Senhor de todas as coisas. E il fratello gli ha detto: certo, puoi, Dio è il Dio dell'impossibile, perciò noi pregheremo e Dio provvederà. E ele disse assim: olha, então eu vou pedir uma coisa impossível. Eu gostaria de rever a minha irmã que eu não vejo há 30 anos. E eu não sei onde ela mora, não conheço o seu endereço, não tenho nem ideia de onde encontrá-la. E allora chiederò una cosa impossibile a Dio. Io voglio rivedere mia sorella. Non la vedo da 30 anni, non so dove abita, non so dove lavora, non so dove si trova in questo momento, ma io voglio che tu chieda a Dio che me la faccia rivedere. E assim eles foram orando. Primeira semana, segunda semana, terceira semana. E così il gruppo ha cominciato a pregare. Prima settimana, seconda settimana, terza settimana. E a família estudando a Bíblia junto com eles durante essas semanas. E la famiglia studiando la parola insieme a loro durante le settimane. Na quarta semana, alla quarta settimana, aquele homem chegou com os olhos esbugalhados. Quell'uomo è arrivato esterrefatto. Eu quero dizer para vocês o que aconteceu comigo. Voglio raccontarvi di che cosa mi è successo. Eu estava andando no centro da nossa cidade. Io stavo camminando per il centro della nostra città. Quem eu vejo vindo contra mim? Na mesma direção, na direção contrária. Chi è che vedo arrivare nella mia stessa direzione contraria? A minha irmã que eu não via há 30 anos. Mia sorella che non vedevo da 30 anni. E aí nos encontramos, nos identificamos, tomamos café, trocamos telefone, já marcamos almoço. E allora ci siamo incontrati, ne abbiamo parlato, ci siamo identificati, ci siamo seduti per un caffè, scambiati il numero e abbiamo già fissato anche un altro pranzo. No dia seguinte, eles moravam no mesmo condomínio de apartamentos. E o senhor, que era o vizinho, esse que tinha acontecido isso, estava conversando com outro vizinho. E lì quel signore a cui era successa questa cosa abita in un gruppo di palazzine e il giorno seguente stava raccontando di questa cosa. E aí falou para o vizinho o seguinte: negócio de oração funciona. Olha, nós oramos, contou a história e disse assim: vai amanhã na minha casa para a gente orar junto. E lui stava raccontando al suo vicino di fianco dicendolo: oh, guarda che sta roba della preghiera funziona. Noi ci incontriamo là per pregare e Dio davvero fa. E na semana seguinte o vizinho estava lá também. E la settimana dopo il secondo vicino era lì. Quando a igreja está focada na sua missão, ela começa a viver coisas extraordinárias. Quando la Chiesa è concentrata nella sua missione, comincia a vivere cose straordinarie. E não há tempo de briga, por isso a paz. E non c'è tempo per litigare, per questo c'è pace. Olha só o que Neemias disse quando os inimigos dele queriam tirá-lo do foco da missão. Neemias 6:3. Guardate che cosa Neemia disse quando i suoi nemici lo volevano togliere dalla sua missione. Neemia capitolo 6 versetto 3. Io mandai loro dei messaggeri per dire: io sto facendo un gran lavoro e non posso scendere. Il lavoro rimarrebbe sospeso se io lo lasciassi per scendere da voi. Não posso deixar o trabalho que Deus deixou para me fazer. Non posso abbandonare il lavoro che Dio mi ha dato da fare. Igreja Ágape, a palavra de Deus para vocês hoje, quando celebram 25 anos, é: foque na oração, foque na palavra, foque na missão
e o Senhor mesmo é quem garantirá a vitória e a paz che procede do poder da sua presenza. Perciò, cara Chiesa Battista Agape, che oggi compi 25 anni, il messaggio per te oggi dal Signore è: concentrati nella preghiera, concentrati nella parola e concentrati nella missione. Ed è Dio stesso che ti garantirà la vittoria e la pace che precede dal potere della sua presenza. Terceiro resultado Il terzo risultato é que a igreja se fortalece. è che la Chiesa si fortifica. E aí a Bíblia vai dizer para a gente que eles tinham paz e eram fortificados e andavam no temor do Senhor. E la Bibbia stessa ci dice che aveva pace ed era edificata e camminava nel timore del Signore. Existe uma dificuldade. Quando a igreja cresce muito, a gente tem muita gente que não amadureceu na fé. E c'è questo problema che quando la Chiesa cresce molto ci sono ancora delle persone che non hanno maturato nella fede. São crentes Sono credenti e talvez tenham anos de crentes, e magari sono da anni dei credenti, mas idade de vida cristã não significa maturidade. ma l'età della vita cristiana non significa maturità. Assim como idade não significa maturidade na vida de modo geral. Così come l'età non significa maturità nella vita in modo generale. Quem não conhece pessoas que já têm idade, mas são imaturas, fazem tanta bobagem que você nem imagina? Chi di noi non conosce delle persone che magari hanno l'età ma non hanno la maturità e fanno tante di quelle stupidaggini che non riusciamo neanche a raccontarle? No meio da gente também acontece isso. In mezzo a noi succede anche questo. Mas o que é que traz maturidade? Ma cos'è che porta alla maturità? É quando a palavra é encarnada. È quando la parola è incarnata E quando o temor da presença do Senhor no meio do povo, porque Ele responde às orações, vem ao nosso coração. ed è quando il timore del Signore che risponde alle nostre preghiere cammina in mezzo a noi. E quando essa alma cheia desse temor e dessa palavra proclama a mensagem e pessoas novas se convertem. E quando quest'anima ripiena del timore del Signore e della parola che apre la bocca, proclama e le persone si convertono. Nada faz a gente amadurecer mais rápido do que cuidar de bebês espirituais. Niente ci fa maturare più in fretta che prendersi cura di bambini, bebè spirituali. É verdade. Quando você começa a discipular alguém, ensinar alguém, mesmo que você não sabe, você vai ter que estudar, você vai ter que se preparar, isso vai fazer você amadurecer espiritualmente. Ed è quando tu prendi e tu cominci a discepolare qualcuno, a insegnare qualcuno, anche quando tu non sai molto bene, che cominci a studiare e questo ti fa crescere nella parola di Dio. E nesse contexto, nós deixamos de ser empurrados pelos ventos que sopram ao nosso redor. E in questo contesto noi ci lasciamo trasportare dai venti che soffiano intorno a noi. Porque nós temos um foco. Perché abbiamo un focus. Se você não sabe para onde vai, todo vento é bom. Se non sai dove vai, qualsiasi vento ti può portare via. Mas quando você sabe para onde vai, você sabe qual é o vento contrário e qual é o vento a favor. Ma quando sei focalizzato e conosci il tuo obiettivo, sai quali sono i venti contrari e i venti a favore. Quando uma igreja se fortalece dessa maneira, ela não deixa o desânimo vencer. E quando una chiesa si fortifica in questo modo, non lascia che l'ansia la sconfigga. Ao contrário, a fé vai marcar a caminhada. Invece, al contrario, la fede segnerà questo cammino. O sonho daquilo que Deus colocou no nosso coração é uma realidade que nós vamos perseguir. Il sogno che Dio ci ha messo nel nostro cuore è una realtà che noi potremo percepire. O projeto que Ele colocou dentro da nossa alma vai acontecer. Il progetto che Dio ha messo dentro la nostra anima succederà. O chamado de Deus vai se tornar uma força dentro da gente. La chiamata di Dio si trasformerà in forza dentro di noi. E Deus vai começar a ampliar a nossa visão para perceber coisas que nós não percebíamos antes. E Dio comincerà ad ampliare la nostra visione per percepire delle cose che prima non vedevamo. Quando a igreja se deixa levar pelas circunstâncias, ela perde o seu foco. Quando la Chiesa comincia a lasciarsi trasportare dalle circostanze, lì perde la sua concentrazione. Durante a pandemia, muitas igrejas pensaram assim: nós vamos morrer, não vamos conseguir sobreviver.
Durante la pandemia molte chiese hanno cominciato a pensare noi moriremo, noi non riusciremo a sopportare questa cosa. Eu acho que vocês tiveram o mesmo problema aqui na Itália. E não immagino foi? che anche voi abbiate avuto lo stesso problema qua in Italia, vero? Tudo fechado. Tutto chiuso. Mas Deus quebrou o orgulho do europeu com a pandemia. Ma Dio ha rotto l'orgoglio dell'europeo con la pandemia. Assim como quebrou o orgulho do mundo inteiro. Così come ha distrutto l'orgoglio del mondo intero. Eu me lembro de ter falado com uma pessoa na Espanha. E ele, quando eu falei do evangelho para ele, ele me disse assim: isso é bom para o Brasil, porque lá vocês têm muita pobreza, muita dificuldade. Aqui na Europa nós não temos esse problema. Mi ricordo di questa persona con cui stavo parlando, della Spagna, del Vangelo di Cristo, e lei mi ha risposto: questo messaggio è molto bello in Brasile, dove avete tanta povertà, tanti problemi, tante necessità, ma qui no. E ele me disse assim: olha, aqui nós temos um excelente sistema de saúde. Nós temos um seguro-desemprego que nos garante. Nós temos o apoio para cuidar dos nossos filhos, estudarem. Nós não precisamos de Jesus. E continuava dicendo: guarda che qua abbiamo un meraviglioso sistema di salute pubblica, abbiamo un sistema per prendersi cura dei disoccupati, abbiamo l'istruzione migliore, perciò non abbiamo bisogno di questo Dio che si prenda cura di noi. Mas quando eu vi os caminhões do exército espanhol levando os corpos que passaram na televisão do mundo todo, eu disse assim: não tem sistema de saúde que garanta a vida, não tem controle que funcione, só a graça de Deus. Ma quando lui poté vedere i camion dell'esercito spagnolo che portavano via i cadaveri, io gli dissi: non esiste un piano di salute, un ministero della salute che garantisca la vita, esiste soltanto un Dio onnipotente che ti può proteggere e che ti può dare. Aí pensamos como igreja: vamos fechar, vamos morrer. E abbiamo pensato come chiesa: chiuderemo, moriremo. Mas na verdade nós começamos a transmitir os nossos cultos. Ma in verità abbiamo cominciato a trasmettere i nostri culti. E não imaginávamos que o evangelho ia chegar a lugares que nós nunca pensaríamos. E non potevamo immaginare fin dove potesse arrivare il Vangelo, in luoghi che non ci sarebbero mai venuti in mente. Pastor Caio me disse ontem que o evangelho chegou à cidade de Como através da pregação, da mensagem online. E Pastor Caio mi stava raccontando ieri che il Vangelo è arrivato fino alla città di Como attraverso le prediche trasmesse online. E lá do outro lado, uma prostituta bruxa da cidade se converteu. E lì, dall'altra parte d'Italia, una prostituta, una strega si è convertita. Porque ninguém detém o poder do evangelho. Perché nessuno può trattenere il potere del Vangelo. Quando uma igreja é madura, o Senhor, o temor do Senhor se espalha, e esse temor vai levando a palavra do evangelho às pessoas. Quando una chiesa è nel timore del Signore, questa parola si spande e la chiesa porta questo messaggio che trasforma la vita delle persone in tutti i luoghi della terra. Agora, a igreja grande precisa ter crentes maduros. Adesso una chiesa grande ha bisogno di credenti maturi. E os crentes maduros amadurecem quando focam na palavra, na oração, na proclamação do evangelho e cuidam de novos crentes. E i nuovi credenti, anche i vecchi credenti, maturano quando si concentrano nella parola, si concentrano nella preghiera, si concentrano nella proclamazione del Vangelo e nella cura e nella crescita degli altri fratelli. E vou para a última parte, que o meu tempo já acabou, né? Já chegamos a meio-dia. E vado aqui. all'ultima parte perché il mio tempo sta un po' terminando. Eu preciso aprender que eu estou dobrado aqui, né? Falo duas vezes. Devo imparare che sono raddoppiato, no? Devo parlare 2 volte. O versículo termina dizendo, né? E auxiliado pelo Espírito Santo se multiplicava. Il versetto finisce con: nella consolazione dello Spirito Santo cresceva costantemente di numero. Olha que coisa tremenda. Ele não diz apenas crescia. Ele diz se multiplicava. E guardate che bello, nel testo soprattutto in portoghese non dice semplicemente cresceva, ma si moltiplicava. Ele não era uma adição, era uma multiplicação. Non era solo un'addizione, ma era una moltiplicazione. O
que Jesus quer fazer com essa igreja é uma multiplicação. Quello che Cristo vuole fare con questa Chiesa è una moltiplicazione. É uma multiplicação de pessoas. È una moltiplicazione di persone. É uma multiplicação de etnias. È una moltiplicazione di etnie. É uma multiplicação de lugares. È una moltiplicazione di luoghi. Hoje já são 5, eu não sei quantos mais serão. Oggi sono 5 e poi domani non so quanti saranno. E um dia talvez vocês tenham que fazer uma reunião num estádio com todos os crentes num dia de festa como essa. E magari un giorno in futuro bisognerà riunirsi in uno stadio con tutti i credenti di tutte le sedi per poter fare una festa come questa. E não pensem que é impossível, E non pensate che sia impossibile, porque o Deus Todo-Poderoso faz coisas impossíveis. perché il Dio Onnipotente fa cose impossibili. Por isso, não percam os sonhos, Per não questo- perca a visão, não perca o foco. Per questo non perdere i tuoi sogni, non perdere la tua visione, non perdere il tuo obiettivo. Porque o Deus que o chamou e começou essa boa obra é aquele que vai completá-la segundo a sua graça. Perché il Dio che ha chiamato e ti ha dato come compito quest'opera non smetterà fino a quando non sarà portata a termine. Eu gosto de andar pela cidade onde eu trabalho e perguntar: Senhor, o que o Senhor já começou a fazer, porque eu quero estar junto com o Senhor? E mi piace camminare per le strade della mia città durante il lavoro chiedendo al Signore: Signore, cos'è che hai già cominciato a fare? Perché io voglio essere lì. Agora toma cuidado com essa oração, porque Deus responde. Ora fai attenzione in questa preghiera perché Dio risponde. Ele responde. Dio risponde. Quando eu era pastor em Curitiba, comecei a orar assim. O final do meu ministério eram 400 ministérios diferentes. Quando ero un pastore a Curitiba ho cominciato a pregare così. Alla fine del mio ministero erano 400 ministeri. E você vai dizer: mas como é que você sustenta 400 ministérios? E qualcuno mi potrebbe chiedere: ma pastore, com'è che sopporti, com'è che sostieni 400 ministeri? E dos mais diversos que você pode imaginar. Era com cegos, com surdos, com cadeirantes, com, enfim, de todas as diversidades que você puder imaginar. E erano davvero i più strampalati, erano sia con ciechi, con sordi, con tetraplegici, con tutte le persone che ti possono venire in mente. Eu vou dizer para você, até hoje eu não sei. E io ti dirò, fino ad oggi io non lo so, Porque o Senhor é o dono da obra. perché il Signore è proprietario dell'opera. Eu não sei como é que a gente podia multiplicar quando nós chegamos lá e a igreja começou a crescer. A gente nunca imaginava que ela chegaria ao número que está chegando hoje. E non so come siamo riusciti a moltiplicarci dal giorno in cui la Chiesa si riuniva all'inizio per arrivare fino al numero che oggi la Chiesa è riunita lì. Porque o Senhor não está dizendo para a gente números. Perché il Signore non ci dice numeri. Ele diz: faça a minha obra e eu vou fazer o milagre. Lui ci dice: fai la mia opera e io farò il miracolo. Quando a gente imaginou em construir um templo muito grande lá, para 4.000 pessoas, todo mundo dizia: é impossível. Eu me lembro de um pastor que falou assim: você vai construir um elefante branco que você nunca vai encher. Quando ci siamo messi in mente di costruire una chiesa, una nuova chiesa, un locale di culto che potesse accogliere più di 4.000 credenti, le persone hanno cominciato a dirci contro. C'è un pastore che mi è arrivato e mi ha detto: tu costruirai un elefante bianco, qualcosa che non si è mai visto oggi e sarà vuoto. Só que hoje não cabem as pessoas lá dentro. Solo che oggi non ci stanno le persone lì dentro. A igreja faz 6 cultos no final de semana e tem mais 8 lugares fora porque não cabe lá dentro. La Chiesa durante il fine settimana fa 6 culti e poi si riunisce in altre 8 sedi perché semplicemente le persone non ci stanno lì dentro. Só o ano passado ela cresceu 3.500 novos membros. Solo l'anno scorso è cresciuta di 3.500 nuovi membri. Talvez você está ouvindo isso e está dizendo: isso só acontece no Brasil. Magari stai sentendo questo e pensando: questo succede solo in Brasile. Mas se você fosse há 30 anos atrás ou há 50 anos atrás no Brasil, você não veria igrejas desse tamanho. Ma se tu fossi in Brasile 30, 50 anni fa, non avresti mai visto chiese di questa misura. Quando eu ouvia a respeito dessas coisas, eu dizia: só acontece na Coreia, nos Estados Unidos. Quando sentivo cose del genere pensavo: questo succede solo in Corea, negli Stati Uniti. Acontece onde tem gente que crê no poder de Deus. Succede dove ci sono persone che credono nel potere di Dio.
Eu não sei qual é o potencial dessa igreja. Io non so qual è il potenziale di questa chiesa. Deus e vocês sabem. Dio e voi lo sapete. Mas eu sei que tem um sopro de Deus na Europa. Ma io so che c'è uno spirito di Dio qui in Europa. E Deus está fazendo algum movimento. E Dio sta muovendo qualcosa. Na Inglaterra, notícias recentes têm mostrado que os jovens ingleses têm procurado igrejas católicas, anglicanas, qualquer igreja, porque está batendo uma fome de Deus. Eu nunca vi isso acontecer. Ninguém está pregando. Eles estão sendo empurrados pelo Espírito. In Inghilterra una notizia recente è che i giovani stanno cercando chiese cattoliche, chiese anglicane, chiese luterane, e lì non c'è nessuno che sta predicando. Non ho mai visto qualcosa del genere, ma loro sono spinti verso le chiese. No calçadão de Oxford, eu passei por lá anos atrás e vi, há muitos anos atrás, eu vi o lugar mais secularista do mundo. Al campus di Oxford ci sono passato qualche anno fa, ho visto il luogo più secolare che abbia mai visto. Pouco tempo atrás eu passei de novo e vi alguma coisa estranha no meio do calçadão no sábado à tarde. E mentre stavo di nuovo passeggiando lì, ho visto qualcosa di diverso sabato sera. Cadeiras colocadas no chão, bandeirolas colocadas dizendo assim: se você precisa de oração, sente. Sedie, piccoli banchetti con delle bandiere, con dei cartelli con su scritto: se hai bisogno di preghiera, siediti qua. E o que eu achei extraordinário, tinha fila de gente para sentar naquelas cadeiras. E quello che ho trovato straordinario è che c'erano file di persone che volevano Disse, sedersi su quelle sedie. eu estou em Oxford mesmo? E mi sono chiesto, sono davvero ancora ad Oxford? A Amazon lançou uma recente notícia que a venda de Bíblias na Inglaterra aumentou 40% nesses últimos dias. Amazon ha dichiarato recentemente che la vendita delle Bibbie in Inghilterra è aumentata del 40%. Por que eu estou dizendo isso? Perché Está sto dicendo soprando questo? lá, mas está soprando aqui também. Lo Spirito di Dio sta soffiando là, ma sta soffiando anche qua. E Ele está fazendo algo extraordinário e vai pegar a Europa toda. Lui sta facendo un'opera straordinaria, prenderà tutta l'Europa. Por quê? Porque aqui na Europa é capaz de se pregar a toda língua, povo e nação, sem você ir para muitos lugares. Perché qua in Europa c'è la possibilità di predicare ad ogni lingua, popolo, nazione, senza doversi allontanare troppo. E esses que estão aqui farão o evangelho chegar a todo povo, língua e nação da terra, para que Jesus volte. E quelli che sono qui potranno portare la parola di Dio in tutti i popoli, le nazioni della terra. Então, vocês que estão aqui hoje têm um grande privilégio. E quindi voi che siete qui oggi avete un grande privilegio. O privilégio de fazer parte de um projeto extraordinário do Todo-Poderoso. Un privilegio di poter far parte di un progetto straordinario da parte Que é dell'Onnipotente. preparar a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Che è preparare il ritorno del nostro Signore Gesù Cristo. Porque a palavra de Deus vai ser espalhada. Perché E la parola essa di Dio igreja sarà sparsa. vai explodir com a graça de Deus. E questa Chiesa esploderà della grazia di Dio. Eu estava ouvindo essa última canção E vorrei riportare l'attenzione su un'ultima cosa. e estava imaginando como vai ser esse dia da volta do Senhor. Perché stavo pensando a quello che potrebbe essere il giorno del ritorno del nostro Signore. O que eu vou falar é uma coisa da minha mente. Quello che dirò è frutto della mia mente. Eu imagino a volta do Senhor Jesus. E nessa volta do Senhor Jesus, a Bíblia diz que todo povo, tribo e nação vai estar representada. Io mi immagino così il ritorno di Cristo in cui sta scritto che ogni popolo, tribù e nazione sarà rappresentato. E isso da minha cabeça, eu estou imaginando aqui. Eu acho que quando todos estiverem lá, nós teremos as nossas roupas brancas, mas vai ter algum detalhe da minha cultura nessa roupa. E qui è solo la mia immaginazione, però mi immagino quando saremo lì tutti quanti riuniti con le nostre vesti bianche splendenti che ci sarà un dettaglio della mia cultura. E eu não sei, mas assim como aconteceu lá em Atos capítulo 2, eu acho que quando a gente começar a glorificar o Senhor,
nós vamos ser capazes de glorificar na nossa própria língua e todo mundo vai entender o que nós estamos falando. E io non lo so, però immagino che succederà come in Atti capitolo 2, che potremmo tutti quanti glorificare Dio, ciascuno nella propria lingua, e tutti noi riusciremo a capirci l'un l'altro. Porque Atos 2 fala desse milagre, cada falava uma determinada língua e todos ouviam na sua própria língua. Perché in Atti capitolo 2 viene descritto questo miracolo. Tutti parlavano una propria lingua, ma tutti capivano gli altri come stessero parlando nella propria. Então há reverso da Torre de Babel ali, e Deus vai fazer algo extraordinário. E quindi c'è una specie di inversione della Torre di Babele e lì Dio farà qualcosa di straordinario. E quando vocês estavam cantando essa canção, que em português fala da minha alma, né, que canta ao Senhor, e eu fiquei pensando, eu vou estar cantando em português, alguém vai estar cantando em italiano, outro vai estar cantando em espanhol, outro vai estar cantando em chinês, e eu não sei quantas nações e línguas diferentes tem aqui nesse lugar, cada um vai estar cantando na sua língua, mas nós vamos estar entendendo tudo e vivendo a glória de uma igreja multi em todos os aspectos. E prima stavo pensando, mentre stavamo cantando Grande tu sei, che in quel momento davanti a Dio ci ritroveremo. Io magari canterò in portoghese, un fratello in italiano, qualcuno in spagnolo, qualcuno in cinese, e lì potremo sperimentare l'incredibile potere del nostro Dio. E enquanto eu cantava aqui, tentava cantar em italiano, não sei se falei bem, mas tentei, não é? Mentre ero lì che stavo cercando di cantare in italiano, non so se è uscito fuori un bel risultato, ma ci ho provato. Eu pensava, aqui já é pedacinho do céu. Ho pensato, qui è già un pezzettino di cielo. Deus está dando grande privilégio para vocês. Dio sta dando un grande privilegio a tutti voi. Igreja Ágape, que Deus abençoe e multiplique a visão e a missão na vida de vocês. Parabéns pelos 25 anos. Chiesa Agape, che Dio possa benedire grandemente il vostro operato e tanti auguri per i vostri 25 anni. Amém? Ok. Io chiedo scusa adesso alla Chiesa perché mi sono dimenticato prima della predica di dare un avviso. Per i brasiliani, quando lui finisce in portoghese, aspettare per dire alleluia, amém e applausi, ok? Per fare tutto assieme come italiano. È una battuta, ma noi siamo così, no? È stato molto bello. Sembrava che c'era un eco, no? Prezioso. Dove è il gruppo della Lodi? Ok. Cantiamo l'ultima canzone, sappiamo oggi che abbiamo finito un po' più tardi, ma adesso è una canzone che ha fatto parte della storia di questa chiesa. E qualche settimana fa, qualche mese fa, já estava parlando com a chiesa. Mentre estava aprendo la chiesa a Padova, estava aprendo la chiesa a Conegliano, a Belluno, a Verona, mentre la chiesa a quale stava aprendo la chiesa per diverse parti era un periodo di pace. Quando siamo smessi, abbiamo cominciato a avere delle situazioni interne difficili. Perciò noi dobbiamo continuare a allargare la nostra tenda. La Chiesa non può fermarsi mai. E è quello che questo cantico ha fatto parte della storia della Chiesa. Di allargare le tende, i pioli, e stare fortificati in questo modo. È questo cantico della storia nostra. Sarà un momento di offerta e di decima. O compleanno oggi è della Chiesa, l'anniversario della Chiesa. E noi staremo portando oggi un regalo anche di offerta, di decima, di offerta ao nosso Signore. Amém, Chiesa? Tudo quello che hanno detto amém potete venire a contribuire, ok? E tudo quello che sono stati in silenzio, o doppio. Possiamo stare in piedi? Offriamo e cantiamo questa ultima canzone e dopo finiamo con gli avvisi. Ok, ok. Tutto pronto? Sì? Marcelo, pronto? Aspetta, pastore. Ok. Ah, c'è Emerson, così posso fare 3, 2, 1. Ok?
Manca il microfono, ok. Qua si fa dal vivo, perciò ci sono tante situazioni un po' così. C'è questo qui. Ok. Emerson, penso che è tutto a posto? Sì. Sì? Sì. 3, 2, 1. Cantiamo e possiamo vivere questa intensità in modo molto speciale con il nostro Dio e facciamo questo momento di offerta. 3, 2, 1, via. Chiesa prorompi una vita di gioia.
Nostro Padre, grazie per questo culto, per questo momento di offerta, quella nostra storia in te. Che la tua storia sia la nostra storia, questa camminata. Che questa Chiesa possa moltiplicare e che i nostri occhi possano vedere queste meraviglie che tu farai. Tu sei il grande Dio, tu già hai fatto tante cose e continuerai a fare. E che questo tuo popolo, Padre, possa continuare fedele a te, in timore a te, in vita con te, consacrata a te. Nel nome di Gesù. Grazie, Padre. Amen, Signore. Potete accomodarvi. Grazie. 2 o 3 avvisi qua veloci. Oggi è stato un culto un po' lungo. Grazie al nostro Dio. Ok? Pastor Pascoal, Mirna, grazie della vostra presença. Un privilegio per noi. Spero che no próximo 25 anni potete essere qua novamente, ok? Ok, amém? Ok, 25 anni, passa veloce. Ok, cari. Come la nostra chiesa sempre fa, ogni anniversário, ogni compleanno, c'è una torta. Já tudo pronto ali, Jonas? Tutto a posto? C'è la torta, c'è una dolce, c'è una salata, così possiamo mangiare bene, non ci sono problemi. I fratelli staranno aiutando lì, e, ok, ci sono qualcosa da bere. Grazie, ok, per questo. Ricordando, próxima domenica, Páscoa, o nostro culto inizia alle ore 8. Faremo il culto alle ore 8 e dopo faremo una colazione con tutti insieme, ok? Qui a Treviso. A Belluno sarà alle 10:30? 10:30 il culto a Belluno. Faremo il culto anche a Conegliano e a Padova, ok? Al pomeriggio, ok? Alla sera. Così prossima domenica culto qua a Treviso, alle 8 dopo la colazione, a Belluno a 10:30 e dopo Conegliano di Padova alla sera, ok? L'altro avviso, da torta già parlato, qual che è l'altro avviso? Grazie con tutti voi che siete stati con noi, che Dio vi benedica e che possiamo adesso mangiare lì, godere e soprattutto parlate con i fratelli che tu non conosci, ok? Amen? Chiesa, 25 anni. Ciao!